Buongiorno, buon pomeriggio, ben ritrovati a tutti voi. Seconda parte dell'edizione straordinaria di Antenna 3. La terza parte, lo sapete, come sempre andrà in onda dalle 20 alle 21 questa sera. Allora, continuiamo il nostro ragionamento. Abbiamo ascoltato le parole del Presidente Zaia e soprattutto la novità del governo, che sarebbe quella di questi famosi steward civici, ovvero dei volontari che dovrebbero agire sul territorio per controllare che vengano rispettate le norme dei decreti, ovvero l'utilizzo della mascherina, l'evitare gli assembramenti, insomma tutta una serie di norme che dovrebbero permetterci di continuare a mantenere questi dati assolutamente positivi, quindi questo trend positivo per quanto riguarda il quadro epidemiologico della nostra regione. Come stanno andando le cose? Innanzitutto c'è da dire che il Presidente Zaia ha duramente criticato questo intervento del governo, definendo questi steward civici una sorta di sconfitta del governo, quindi una sconfitta proprio perché avremmo dovuto impegnarci in maniera differente. Secondo Zaia non servono questi controllori del territorio, controllori che il sindaco Francesco Rucco di Vicenza ha bacchettato dicendo: se devono essere degli spioni noi non li vogliamo. Insomma, questa è un po' la polemica che è stata aperta nel pomeriggio. Io intanto saluto e ringrazio per essersi collegato con noi in questo pomeriggio il senatore del Partito Democratico Andrea Ferrazzi. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei, buongiorno a tutti. Allora, senta, non possiamo non chiederle ovviamente questa piccola miccia che è scoppiata nel pomeriggio alla notizia degli steward civici, poi il Viminale ha anche fatto sapere di non essere al corrente di queste figure che dovrebbero arrivare sul territorio. Come è nata questa idea? Che cosa sta accadendo? Ma è un'idea, quindi è tutta da verificare, è nata da una chiacchierata tra un ministro, il ministro dei rapporti con le regioni e l'ANCI, il presidente dell'ANCI dei comuni, per dare una mano a sostenere, diciamo, tutta quell'azione di servizio civile che è stata compiuta nel corso di questi mesi. E molti di questi volontari, appunto, sto riportando le parole del presidente De Caro, dell'ANCI, molti di questi volontari ovviamente e per fortuna ritorneranno, stanno già tornando a lavorare, e quindi ci sarebbe bisogno di nuove persone che facciano un servizio, diciamo, fondamentalmente di assistenza. Questa è l'idea, ma è tutto da verificare, è tutto da approfondire, è tutto da capire di che cosa stiamo parlando. Conferma che allora sia un po' una fuga in avanti queste notizie che sono state date, insomma, quasi per certe. Ma guardi, di sicuro vedremo cosa succederà, dopodiché io invito tutti a non accendere inutili polemiche. Vede, io ho sempre evitato polemiche nei confronti dei presidenti di regioni e anche del presidente della mia regione del Veneto. Noto che questo non è reciproco. D'altro canto, se Zaia fa una conferenza stampa al giorno, avrà bisogno anche di dire qualcosa ogni giorno di diverso dal giorno precedente. E noto che ultimamente utilizza queste conferenze stampa con un grande, diciamo, momento di polemiche, spesso inventate. Su questo non c'è nessuna polemica da fare, è un'ipotesi sul campo. Per quanto mi riguarda, per quanto ci riguarda, se mai arriverà a buon fine questo accordo tra l'ANCI, tra l'altro, cioè sono i comuni che hanno chiesto questa cosa, non è che nasce dalla mente del governo, se mai si arriverà a un accordo di questo tipo saranno assistenti civici volontari. Se invece qualcuno immagina che siano delle forme di controllo del territorio, se lo toglie dalla testa, perché una cosa è la polizia, è l'agente di polizia che deve fare questo per mestiere e all'interno di stretti ambiti della legge e preparato in maniera adeguata. Altra cosa invece che sia un volontario che ovviamente non può fare queste cose. Perfetto, insomma abbiamo chiarito e credo che fosse doveroso questo chiarimento. C'è un'altra notizia, la notizia del giorno, ovvero quella che parrebbe far abbassare il valore delle pensioni con il crollo del PIL. È stato calcolato, insomma, il rapporto, il crollo del PIL causato ovviamente dalla pandemia e sicuramente anche un crollo del valore delle pensioni del 3%. Questo se il governo non metterà mano alle pensioni. Che cosa si può fare secondo lei? Ma questo lo sto ascoltando adesso quello che dice lei. C'è un crollo del valore d'acquisto degli stipendi e delle pensioni nel momento in cui c'è un'azione inflattiva, un aumento dei prezzi, ma questo è tutto da dimostrare. Non credo sia all'ordine del giorno una situazione di questo tipo. È chiaro che se questo dovesse
ci dovrebbe essere un'azione veloce del governo, esattamente come ha fatto in tutti questi 2 mesi, mettendo a disposizione del nostro paese, di tutte le forze, di tutte le categorie produttive, 80 miliardi di euro, Certo. che è una cosa che non si era mai vista nella storia della Repubblica. Senta, come commenta insomma, è partita la fase 2, è partita e insomma il nuovo round di aperture si è visto già questa mattina, siamo in piena fase 2. Come commenta la reazione, insomma il comportamento, l'atteggiamento, l'aria che si respira in Veneto in questi giorni? Ovviamente, parlo delle polemiche Intanto, sulla Movida e molte altre. ma intanto io esprimo una grande soddisfazione perché tutti noi non vedevamo l'ora di poter con libertà e gustare finalmente questa primavera. Ho sempre sostenuto che i momenti di crisi vanno affrontati con grande forza e determinazione, ma noi dovevamo vedere la luce in fondo al tunnel e finalmente questa luce si sta vedendo. Gli effetti delle politiche del governo in campo sanitario hanno dato risultati oggettivamente elevati. A livello internazionale ormai è acclarato che il paese che a livello occidentale si è mosso con maggiore, anzi a livello mondiale, con maggiore determinazione e risultati è stata l'Italia ed è stato usato, come si dice, come benchmark, no? Come punto di riferimento anche per tutti i paesi che sono entrati poi nell'epidemia successivamente a noi, perché noi siamo stati i Certo. primi in Occidente. Ebbene, detto questo, è chiaro che oggi l'apertura è giusta perché bisogna tenere in considerazione ovviamente l'aspetto della pandemia, dell'epidemia, ma anche con la crescita economica e la sostenibilità economica di un paese. Naturalmente ci vuole la grande responsabilità da parte di tutti. Bisogna usare le mascherine, bisogna usare i guanti, bisogna mantenere le distanze, perché la cosa più sciocca sarebbe quella di cadere in un momento di euforia che poi ci porta di brutto a un possibile lockdown, che sarebbe assolutamente devastante e da evitare in ogni modo. Hai visto lo spot shock che è stato diffuso dalla Regione Veneto proprio contro questa movida, insomma contro questi ragazzi che escono a bere lo No, spritz, portano la mascherina, non ha avuto modo di vederlo. no, guardi, sinceramente no, non l'ho visto. Ho visto però quello che è successo, per esempio, a Roma durante un funerale di qualche giorno fa. Si sono contagiati decine di abitanti di un singolo caseggiato. Ho visto quello che è successo in Germania la scorsa settimana, è successo un fatto del tutto analogo. Ho visto quello che è successo nella Sud Corea, dove Mm, un ragazzo durante le movide notturne ha contagiato decine di suoi coetanei. Cioè, questi atteggiamenti vanno assolutamente evitati, sono pericolosi per tutti e quindi è assolutamente giusto raccontare, comunicare, chiedere, pretendere che ci siano responsabilità da parte di tutti. Detto questo, però, guardi, i giovani hanno fatto un'azione, come dire, di solidarietà generazionale mai vista. Sono rimasti in casa per 2 mesi, non andando nemmeno a scuola, non frequentandosi tra di loro, chiusi nelle mura domestiche, fondamentalmente per solidarietà nei confronti dei più anziani, perché questa pandemia ha colpito nella stragrande maggioranza dei casi e colpiva nella stragrande maggioranza dei casi gli anziani, quindi è del tutto logico, plausibile, giustificabile che i giovani abbiano voglia di vivere, di godersela e di godersi l'estate, così deve essere. Ma proprio perché tutti devono godersi l'estate, anche i giovani, bisogna in certo. questa fase, diciamo, temporale di fase 2, usare la testa. Senta, torno un po' sul suo appello all'utilizzo della mascherina perché sono proprio di ieri pomeriggio le dichiarazioni del sindaco di Venezia Brugnaro che dice insomma anche Venezia sta ripartendo, la città lagunare tra l'altro abbastanza presa d'assalto insomma, dai visitatori e Brugnaro ha detto se andiamo avanti così dal 1° giugno via la mascherina. Come commenta queste dichiarazioni? Ma io proporrei al sindaco prudenza. Io credo che la cosa più sbagliata sia quella in cui ogni ente locale si muove per i fatti propri. Voglio anche ricordare che Venezia, peraltro, accogliendo di norma milioni di turisti Mm, all'anno, può diventare un elemento, diciamo, di esportazione, di importazione e quindi poi di esportazione di focolai. E quindi questa cosa va totalmente evitata. Noi abbiamo fatto un accordo tra livello nazionale e la conferenza delle regioni. Proprio in queste ore, mentre ne stiamo parlando, Bonaccini ha convocato la conferenza delle regioni con sì, tutti i presidenti delle regioni per vedere come gestire la fase successiva. È un sì, accordo di questo tipo che bisogna lavorare. Il governo stabilisce diciamo, le politiche quadro,
e all'interno di queste, in base naturalmente agli elementi dell'epidemiologia, quindi come sta andando il virus, le singole regioni possono muoversi. Certamente non può decidere il singolo sindaco di un singolo comune. Quindi va bene il modello, tra l'altro si è creata una buona asse tra Zaia e Bonaccini, insomma due aree politiche nettamente contrapposte, ma si è creata una buona asse di collaborazione, quindi a lei piace questo modello del dialogo tra le regioni per poter comunicare con il governo con un certo tipo di peso specifico e poi dal governo interpretare sul territorio i decreti. Che è un buon guardi, modo... Io sono convinto... Ma sì, è un buon modo, è quando prevede anche la Costituzione. Io sono un convinto federalista. Guardi, la Costituzione stabilisce che in caso di emergenza sanitaria l'organo competente per la gestione è non solo il governo, ma soprattutto il Ministro della Salute. E il Ministro della Salute e il governo tutto hanno aperto subito un dialogo molto stretto di collaborazione con le regioni, come è giusto che sia, anche perché ogni regione da un certo punto di vista ha la storia a sé. Ci sono regioni del nord che hanno avuto rispetto agli anni precedenti in base ai mesi, che sono stati di 2 volte tanti, e ci sono state regioni che addirittura hanno avuto una diminuzione di morti. Quindi è giusto che un governo nazionale utilizzi con intelligenza il rapporto con le regioni a seconda dei vari casi. L'importante è che non vengano utilizzati gli scontri, diciamo, politici, cioè gli scontri istituzionali a fini politici. Questo mai in genere e mai e poi mai in caso di emergenza. Le istituzioni devono essere istituzioni che fanno il bene per i cittadini a prescindere dal colore politico. Questa secondo me è la stella polare, quella che io ho utilizzato sempre in questi mesi. Lei ha fatto un passaggio molto interessante criticando il comportamento dell'amministrazione comunale di Venezia, che ha lasciato 110 milioni alla regione del Veneto che erano destinati dal governo Gentiloni proprio alla città di Venezia. Ha fatto un post molto critico dicendo una volta che arrivano dei soldi per il territorio, tra l'altro erano per un'opera specifica, non accetto che non vengano utilizzati ma vengano tacitamente lasciati alla regione. Certo, guardi, qui c'era una progettazione che si aspettava da decenni per sclavare la stazione di Mestre e tutta l'asse, diciamo, del trasporto passeggeri dai treni merci, e senza che nessuno sapesse nulla il comune ha dato l'ok alla regione e in questo modo il comune di Venezia ha perso 110 milioni. Ora guardi, io ritengo che un'amministrazione comunale può anche cambiare idea. Diciamo che rispetto a un'opera che si aspettava da lustri e lustri, forse un grandissimo dibattito sarebbe stato necessario per spiegare le motivazioni perché un'amministrazione cambia idea su un'opera di queste portate che riguarda tutto il nord-est, anzi è inserita addirittura nel grande corridoio Nord Europa-Sud Europa per utilizzare di più i treni merci, per togliere il passaggio dei merci dalla gomma, diminuire l'inquinamento, eccetera, eccetera. Ma detto questo, che almeno il comune combatta per mantenere quelle risorse nel proprio territorio, magari su altre attività simili, non so, rifare la stazione di Mestre che fa abbastanza pena, a diminuire il passaggio a livello con sottopassaggi, finire finalmente il sistema delle fermate dell'SFMR e via dicendo. Io non ho mai visto avere un'amministrazione comunale cedere alla regione 110 milioni di euro che gli erano stati dati dal governo nazionale. Al contrario, vedo giustamente i sindaci che combattono con il governo nazionale per avere risorse per il proprio territorio. Questa cosa mi ha molto stupito, cioè di questo regalo dell'amministrazione comunale all'amministrazione regionale di questo tipo per opere fatte poi fondamentalmente nel territorio padovano e trevigiano, certamente mi è stupito. Allora, secondo lei è un accordo politico? Visto che insomma stiamo parlando dello stesso politici, dello stesso partito? Ma guardi, non lo so, io so che il governo Gentiloni aveva finanziato la decisione del CIPE nel 2017 con 110 milioni e so che successivamente c'è una lettera dell'assessore regionale della Lega che scrive al governo che invece è d'accordo col Comune di Venezia, con gli enti sentiti fondamentalmente il Comune di Venezia, per togliere queste risorse. La risposta la lascio ai cittadini che ascoltano. Le faccio un'altra domanda, si sta discutendo nelle ultime ore, mostra del cinema, campionati mondiali di sci Cortina. Cortina probabilmente insomma, è partita la procedura per il rinvio, sia la mostra del cinema invece a settembre.
Ma guardi, io sono sempre favorevole quando si possono mantenere questi grandissimi eventi. Ora mi rendo conto che eventi di grandi dimensioni, che sono soprattutto quelli che sono una tantum, no? Tipo i mondiali di sci, hanno bisogno di una programmazione per tempo e certa, quindi un rinvio per fare le cose bene, per tempo e senza patemi d'animo può essere sensato. Anche sulla mostra del cinema, se c'è la possibilità, naturalmente si faccia, però bisogna chiarire bene come, quando, dal punto di vista e via dicendo, abbiamo decine di migliaia di persone da tutto il mondo. Quindi, come minimo, decisioni di questo tipo vanno coordinate con il governo nazionale. Ecco, quindi lei dice una regia, un coordinamento e poi sul territorio si prendano le decisioni. Adesso Dopodiché, da veneziano, esatto. se si fanno tutti gli eventi che si possono fare, sono più contento del mondo, no? Se Certo. si riattiva l'economia, la città, posti di lavoro, persone che si possono muovere, certamente. Ma il weekend è stato un weekend positivo nel veneziano, c'è da dire che insomma le sanzioni non sono state tantissime, sta rispondendo bene la regione, soprattutto nella città di Venezia c'è stato un buon afflusso, insomma si ricorderà anche lei queste immagini di Piazza San Marco completamente vuota, desolata, la solitudine di una piazza che siamo abituati a conoscere anche soltanto insomma, per i turisti, il volo dei piccioni, insomma davvero delle immagini impressionanti che ci auguriamo di non vedere mai più, nemmeno questo autunno. È un lockdown che va scongiurato. Immagini mai visti, immagini mai viste, inedite, che all'inizio avevano anche un loro fascino, ma poi col passare del tempo diventavano immagini spettrali. No? Cioè le città sono la bellezza dell'architettura, certamente, la bellezza della pietra, la bellezza dell'arte, dei luoghi, ma il tutto deve entrare in relazione con la presenza dell'uomo, delle persone, delle relazioni. Cioè la forma urbana, i monumenti, le strade e le piazze hanno un significato nel momento in cui sono il luogo in cui la comunità vive, no? Certo. In cui la civitas c'è, quindi è la relazione tra l'uomo e la bellezza delle città che crea quest'unicum. Quando manca l'uno all'altro è un problema serio. Tra l'altro sarà interessante capire, insomma, ascoltare quali sono gli esiti degli studi che si stanno proprio facendo in questo periodo tra coronavirus e ambiente, inquinamento. Io so che lei ha la Commissione all'ambiente, una delega molto particolare e ha lottato tanto sul territorio per quanto riguarda insomma, tutti i temi ambientali. Anche qui sarà interessante capire come poter ridisegnare una società e anche magari delle politiche di movimento dove l'ambiente venga rispettato maggiormente alla luce insomma di questi 2 mesi di quarantena che forse qualcosa potrebbero averci insegnato. So che lei è molto a favore di questo. Ma guardi, proprio la scorsa settimana all'interno della Commissione Ambiente, ma anche della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, abbiamo discusso per esempio con il direttore generale dell'ISPRA del progetto tra l'Istituto diciamo, Superiore di Sanità e molte ARPA regionali per andare a verificare quanto incide l'ambiente, l'inquinamento con il virus e quanto è diminuito l'inquinamento con il lockdown. Stanno già emergendo cose molto interessanti. Per esempio il biossido di azoto è assolutamente diminuito in maniera drastica. Lei sa che noi abbiamo la sfortuna, nella bellezza del nostro territorio, di vivere nell'area più inquinata d'Europa, perché la pianura padana è l'area più inquinata d'Europa. Ebbene, dalle analisi satellitari si vede in maniera chiara che l'inquinamento da biossido di azoto, ma anche il particolato e anche tutti gli altri tipi di inquinamento, è drasticamente diminuito. Stiamo poi facendo degli approfondimenti per capire come mai il virus si è sviluppato soprattutto in aree fortemente inquinate. Qui ci sono varie ipotesi che devono essere adesso comprovate scientificamente. Certamente c'è un rapporto di correlazione, perché le aree inquinate determinano problemi polmonari respiratori e quindi una certa fragilità congenita e quindi una certa predisposizione da parte dell'uomo nell'ammalarsi e quindi di essere contagiati da virus. C'è poi chi sostiene, e ci sono anche degli studi molto interessanti di alcune università italiane tra loro, che il particolato in particolare, no? Cioè quindi il PM10, il PM2,5, siano anche, come dire, dei mezzi di trasmissione
sopravvivenza del virus. Assolutamente. Certamente però l'area della Cina, dove il virus è sviluppato, ha un grandissimo inquinamento. Certamente in Italia le aree più colpite sono quelle vicino attorno alla pianura padana, e così è venuto in tutta Europa. Infatti questo è sicuramente un tema interessante, anche noi come comparto stiamo attendendo delle notizie su cui lavorare per sviluppare questo tema. Io prima di lasciarla le faccio un'ultima domanda politica, le leggo le dichiarazioni del collega Del Rio che parla di elezioni regionali e dice: l'alleanza tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali e comunali, credo che sia giusto rispettare la volontà dei dirigenti locali, serve un confronto serio, ma se sui programmi le idee sono comuni si può anche valutare l'alleanza, stessa alleanza poi che c'è al governo. Ma a livello locale in particolare, lei sa che le alleanze sono basate su programmi appunto molto concreti, no? I programmi di sviluppo urbanistico, le strade, lo sviluppo dell'ambiente e via dicendo. Sono le condizioni per arrivare a un accordo, perché no? Naturalmente accordi chiari, per il bene dei cittadini, sottoscritti tra persone serie, e poi si vede quello che può succedere. Non lo escludo a priori un'ipotesi di questo tipo. Il possibilista. Va bene, grazie senatore, grazie per il tempo che ci ha dedicato. Grazie a lei, arrivederci. Ferrazzi, buona giornata senatore, grazie, arrivederci. Allora, avete sentito possibile alleanza tra Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, come peraltro è al governo, sottesa ovviamente da un patto comune anche per regionali e comunali. Noi andiamo avanti, ci sono un paio di notizie interessanti, sentite questa, arriva proprio da Treviso. I carabinieri del NAS di Treviso hanno eseguito oggi il sequestro preventivo di una struttura residenziale per anziani a Casale sul Sile. Il provvedimento firmato dal GIP del Tribunale trevigiano è conseguente ad una ispezione risalente allo scorso dicembre in cui gli stessi NAS avevano riscontrato varie irregolarità, fra cui la mancanza di autorizzazioni per la gestione degli anziani non autosufficienti e l'inadeguatezza delle norme di sicurezza. L'immobile è stato affidato al sindaco, al quale spetta il compito di individuare una soluzione residenziale alternativa. Questa è una notizia davvero è un'ultima ora. Ora vorrei affrontare un altro tema molto interessante per il nostro territorio ed è quella dei poli fieristici. Nel Veneto c'è il grande polo di Padova, il grande polo di Verona, e di fatto sono quelle grandi imprese, quel grande indotto economico che non ha ancora potuto ripartire, perché quando si parla di fiera si parla inevitabilmente di enorme assembramento di persone. Allora vediamo se è collegato con noi Nicola Rossi. Lui è presidente di Confesercenti di Padova, con cui abbiamo già ampiamente parlato e affrontato vari discorsi legati proprio al commercio padovano, ma insomma in questo appuntamento vorremmo un po' capire com'è la situazione per quanto riguarda il polo fieristico. Lui ne organizza circa una decina ogni anno. Buongiorno. Buonasera, salve a tutti. Ecco, salve. Allora Nicola, da Padova, Confesercenti, una battuta direi velocissima su questa fase 2, come stanno reagendo i negozi di Padova, e dopo passiamo a toccare il tema delle fiere. Allora, intanto c'era una grande attesa da parte dei commercianti di poter ripartire, perché ma non solo i commercianti, anche i consumatori, i clienti, dopo 2 mesi e mezzo, 3 mesi di, come dire, forzata chiusura per il mondo del commercio e di forzato lockdown e reclusione domestica, c'era una grande volontà. La grande volontà si è subito vista sia con le attività legate alla moda, negozi di abbigliamento, insomma i negozi legati al segmento moda sono partiti anche benino. Certamente non si recupererà quello che si è perso, sia ben chiaro. Cioè oggi ormai si vendono i capi estivi, certo. Abbiamo perso naturalmente tutti i capi, tutto quello che succede da febbraio fino ad aprile, maggio, e per cui una perdita che comunque non verrà risanata. Sono ripartiti in qualche modo i ristoranti, perché chiaramente le prescrizioni sono in certi casi difficili, ma tant'è, la salute innanzitutto. Sono ripartiti i bar e qui
ci sono stati anche dei momenti un po' difficili, ma non solo nel Veneto, non solo a Padova, non solo nelle città venete, un po' in tutta Italia. La movida è aggregazione e purtroppo è difficile da controllare. Ha sentito questa notizia degli assistenti civici che potrebbero, perché sì. insomma Ferrazzi l'ha già quasi smentita, arrivare da Roma? Cosa dice? Ma allora io dico che qualcosa bisogna fare. Indubbiamente non è possibile avere delle situazioni di rischio. E qui io dico, l'esercente, finché i numeri degli avventori sono di un certo tipo, controllabili, può intervenire. Oltre certi numeri, quando tu hai 200, 300 persone, ritengo fai molta fatica. Certo. Hai bisogno di supporto, hai bisogno di un supporto che può mettere in campo, non so, in certe aree di aggregazione, in certe aree dove ci sono tanti pubblici esercizi, è possibile intervenire in maniera comune, anche per ridurre i costi, una rete di sorveglianza certo. Che interviene in determinati casi. Poi qualsiasi altro aiuto arriva, protezione civile, le forze dell'ordine sono un deterrente importante e perché no, altre chiamate, vediamo un po', ora io non conosco bene qual è la strategia della cosa, però più controlli mettiamo in campo, meglio sicuramente è. Non ultimo però, e io sono alcuni giorni che lancio l'appello ai ragazzi, attenzione, la pandemia non è finita, il virus circola ancora, andare in cerca dopo 2 mesi e mezzo, 3 mesi di sacrifici, di clausura forzata, andare in cerca di problemi e tornare indietro, lo sconsiglio fortemente. Perciò invito tutti all'attenzione. Continuiamo quei piccoli, ma oggi sono dei piccoli sacrifici rispetto ai grandi sacrifici già fatti. Stiamo attenti, perché ritornare indietro non è così difficile. Sarebbe sicuramente una bella sconfitta. Tornando un po' al discorso degli steward. Una sconfitta mortale. Tornando al discorso degli steward, ci sono molti negozianti che hanno dovuto pagare di tasca propria degli steward, soprattutto insomma, per controllare la situazione, quindi ecco, forse un aiuto da parte di volontari potrebbe essere, come giustamente dice lei, ben accetto per contenere i costi. Perché teniamo conto che le attività commerciali per riaprire hanno già, io dico sempre, chiudere un'attività basta tirare giù la saracinesca, è chiusa. Riaprire non basta tirare su una saracinesca, già riaprire anche in condizioni normali è complesso, è costoso. In questo caso in particolare, con tutti i costi legati alla prevenzione sanitaria, vuoi dai DPI alla purificazione dell'ambiente, alle igienizzazioni, eccetera, presenta già dei problemi maggiori economici. Se poi si aggiungono i costi di steward e quant'altro, credo che qualche difficoltà si aggiunge. In più non sono ancora arrivati tante di quelle risorse economiche, tanti di quegli aiuti economici che erano stati in qualche modo promessi. Senta, quanto dovremmo attendere per poter visitare una fiera, secondo lei? La domanda da $1 milione. Questo è un bel quesito, ma io spero che, allora, da quello che sentivo, aspetti, perché l'abbiamo perso il collegamento, ovviamente stiamo facendo tutto con Skype e vediamo se ritroviamo Nicola Rossi, presidente di Confesercenti. Vediamo se si riesce a ripristinare il collegamento, immagino di sì, aspetto un cenno dalla regia. Nel frattempo, se ciò non avviene, vi faccio vedere, no, mi dicono si può andare in pubblicità. Allora diamo il tempo a Nicola Rossi di ricollegarsi, intanto noi andiamo in pubblicità. No, non la facciamo partire la pubblicità, nessun problema. Allora, abbiamo una serie di servizi che la redazione ha preparato, per cui finché non riusciamo a ripristinare il collegamento andiamo a vedere qualche servizio interessante, come ad esempio quello della riapertura delle piscine. Sapete che a partire da oggi, anche se in Veneto si poteva fare già una settimana fa, la maggior parte di palestre e piscine hanno riaperto. Restiamo a Padova.
Si attende all'ingresso il proprio turno, si entra nell'impianto con la mascherina, il gel igienizzante è posizionato ad ogni entrata, anche a bordo piscina. Gli impianti sportivi padovani si preparano alla riapertura, qui siamo alla Padova Nuoto. Le piscine per le attività agonistiche e gli allenamenti di canoa sono già aperte da una settimana. La responsabile dell'impianto però ha deciso di far slittare al 1° giugno l'apertura al pubblico. Le modalità d'accesso saranno controllate e il numero di ingressi ridotto. Prenotazione obbligatoria tramite applicazione telefonica o prenotazione telefonica qui direttamente in segreteria, numero di ingressi quindi contingentati, percorsi obbligati di entrata ed uscita sia dall'impianto che dagli spogliatoi. Abbiamo creato delle piazzole dove le persone possono appunto posizionarsi per quanto riguarda il prato, quindi con i loro lettini, e rimanere nelle loro postazioni, e numero ovviamente sempre contingentato in acqua. La mascherina verrà tenuta sempre tranne che in piscina e quando si è stesi sul lettino all'interno della propria piazzola. Ogni postazione con sdraio e lettine infatti verrà delimitata. Per quanto riguarda gli spogliatoi, allora gli spogliatoi saranno funzionanti, sanificati e puliti regolarmente. La richiesta insomma è quella di cercare di evitare il più possibile di sostare all'interno degli stessi e se è possibile di farsi la doccia a casa. La Padova Nuoto è pronta anche a far partire i centri estivi per i bambini dai 3 anni in su. Tutto dovrebbe iniziare il 15 giugno. Partiranno sia i centri estivi per i grandi che per i piccoli, quindi la fascia di età 3-6 e anche la fascia di età 6-13, seguendo quelle che sono le linee guida, quindi il rapporto animatore-bambino, 1-5 per la fascia dei più piccoli, 1-7 per la fascia dei più grandi. Le attività verranno sempre fatte all'interno dell'impianto con il rispettivo animatore, diciamo, che si occuperà di intrattenere i bambini anche con le attività sportive, così come abbiamo sempre fatto ogni anno. Ecco, così le piscine. Allora, finché attendiamo Nicola Rossi, vi faccio vedere, perché è arrivata la nuova tabella con i dati aggiornati per quanto riguarda la giornata di oggi. Ve la faccio vedere qui attraverso il nostro schermo. Allora, buone notizie, un caso solo di Covid-19 in tutta la regione del Veneto nelle ultime 12 ore. Vedete, questi sono i numeri. Allora, 19.098 è il totale dei casi con tampone positivo dall'inizio dell'emergenza. Casi attualmente positivi 2.505. Nel Padovano sono 193. Un positivo nel cluster di Vo, 451 positivi a Treviso, 211 Venezia, 780 a Verona, 489 Vicenza, 177 a Belluno, 45 a Rovigo. Negativizzati 14.710, persone in isolamento attualmente in tutto il Veneto 2.619. Andiamo a vedere, ci sono stati 3 decessi purtroppo nelle ultime 12 ore, un paziente deceduto all'ospedale di Bussolengo, un secondo paziente deceduto all'ospedale di Legnago, siamo sempre in provincia di Verona, e il terzo paziente è deceduto oggi all'ospedale di Belluno. Chiedo alla regia un cenno per quanto riguarda il collegamento di Nicola Rossi. No, non ce l'abbiamo ancora, va bene. Allora intanto andiamo avanti, perché un'altra cosa interessante, voi lo sapete che il 13 giugno è la festa del Santo e per tutto il mese di giugno la diocesi ha sempre organizzato delle feste, delle processioni, insomma davvero il calendario per il mese di giugno per la città di Padova è sempre stato molto fitto e ha richiamato davvero visitatori in tutto il mondo. Questa volta in tempo di Covid non sarà possibile, allora andiamo a vedere come è stato deciso di organizzare la festa del Santo a Padova quest'anno. L'abbraccio di Sant'Antonio ai suoi fedeli e a tutta la città quest'anno arriverà dall'alto. Il coronavirus ha tolto la possibilità ai pellegrini e ai padovani di assistere tutti insieme alla tradizionale processione per le strade della città. E così i frati della Basilica hanno deciso che il 13 giugno le reliquie e il busto di Sant'Antonio verranno portati in volo a bordo di un elicottero militare per benedire tutta Padova. L'evento sarà seguito in diretta da Rete Veneta, emittente del nostro network Media Nord-Est, che trasmetterà sempre in diretta anche tutti gli eventi e le messe previste dalle 6:30 del mattino alle 21 del 13 giugno. Abbiamo voluto fare in modo che il santo fosse sentito, presente e vivo come era possibile in questo tempo. Con l'assenza degli assembramenti, allora è il santo che
che in questo caso volerà con un grande abbraccio a voler essere proprio presente lì dove in particolare alcuni luoghi sono diventati simbolo della fatica, delle difficoltà di questo nostro tempo. Quindi l'idea che il santo raggiunga con la sua benedizione, salirà con il suo busto, con la sua reliquia su un elicottero e raggiungerà Vo, raggiungerà Schiavonia, raggiungerà Campo San Piero, il luogo dove insomma, il santo ha vissuto le ultime settimane della vita, per poi andare su Padova, agli ospedali, i luoghi significativi della città. L'elicottero con a bordo le reliquie del santo e il rettore della Basilica, padre Oliviero Svanera, sorvoleranno le zone simbolo delle emergenze di questi mesi. Benediranno il Covid Hospital di Schiavonia, l'ex area rossa di Vo Euganeo, l'ospedale di Padova e il carcere. Un momento emozionante che le nostre telecamere faranno entrare in diretta nelle vostre case, così come gli altri eventi previsti per questa tredicina. Il cartellone culturale del Giugno Antoniano è stato ridotto a 4 appuntamenti. Tra questi spicca il concerto di Antonella Ruggero all'interno della Basilica il 12 giugno alle 21, preceduto da una versione ridotta della rievocazione storica del transito del santo e il concerto di campane che dall'Arcella si estenderà a tutta la città. Attraverso le nostre telecamere potrete gustare inoltre alle 21 di domenica 7 giugno la visita guidata nel cuore del santo, scoprendo da vicino opere che solitamente si vedono a distanza dai banchi della navata. Una tredicina rivoluzionata dagli effetti della pandemia, così come venne 800 anni fa rivoluzionata la vita di Fernando, giovane canonico portoghese che decise di vestire il saio francescano e di diventare Antonio da Padova, il santo dei poveri. Ai bisognosi, in particolare alle famiglie in difficoltà dopo questo periodo e alle vittime dell'attentato terroristico in Sri Lanka dello scorso anno, sono legati invece i progetti sostenuti dalla Caritas Antoniana in questi mesi. In prospettiva anche nel Giugno Antoniano sono previsti tutta una serie di interventi e di progetti proprio legati al nostro territorio e legati anche a situazioni internazionali, perché Sant'Antonio abbraccia tutto il mondo, come sappiamo. A chiudere le manifestazioni del Giugno Antoniano, domenica 21, il concerto in Basilica dei Solisti Veneti. L'assessore alla cultura del comune di Padova, Andrea Colasio, ha fatto sapere che anche per quest'anno, per tutto il mese di giugno, l'ingresso al polo museale, ovvero Musei Eremitani, Palazzo della Ragione e Palazzo Zuckerman, sarà gratuito per tutti. Ecco qui, Nicola Rossi, siamo riusciti a ricollegarci con lei. Ancora buonasera. Torniamo sulle fiere. Quando si potrà visitare una fiera secondo lei e come sta reagendo in questo momento tutto il comparto? Vediamo perché abbiamo problemi. Scusate, sì, Eccolo qua. No, colpa mia. La diretta è questo, non si preoccupi. Allora, c'è da tenere presente che noi del comparto fieristico praticamente tutto fermo da fine febbraio, tant'è che la mia società, che organizza una decina di eventi in vari quartieri fieristici nazionali, abbiamo annullato una prima fiera a marzo, i primi di marzo, a cavallo fra fine febbraio e inizio di marzo, che era Art Parma Fair, che è all'interno del Mercante in Fiera di Parma, poi ancora a marzo Padova Antiquaria, quindi ad aprile Vicenza Arte e poi a maggio, fine aprile, inizio di maggio, abbiamo dovuto annullare Bari. La prossima fiera che abbiamo in calendario e che speriamo di poter fare è il recupero di Padova Antiquaria a metà settembre. A metà settembre dovremmo riuscire a ripartire, però chiaramente siamo in attesa di istruzioni precise, siamo in attesa anche di prescrizioni su quello che dobbiamo fare in termini di prevenzione sanitaria precisi e tarati anche sull'evoluzione, sulla nuova evoluzione della epidemia nel nord-est, che ha avuto un calo veramente importante, ma non solo nel nord-est, in tutta Italia. Quindi siamo in attesa. Noi speriamo e contiamo con l'inizio, diciamo con settembre, di poter riprendere, quando meno di riprendere in autunno, anche perché in autunno noi abbiamo degli appuntamenti importanti, tipo la Fiera d'Arte di Padova, che riteniamo è una delle più importanti fiere d'arte moderne e contemporanee italiane,
per cui ci contiamo. Che volumi di perdite avete registrato? Con una fiera, ad esempio, ci faccia un esempio, quanto ruota attorno ad un evento fieristico? Beh, allora, se pensiamo allora, parliamo in termini di quartieri fieristici. Un quartiere fieristico che fattura 10 milioni lascia sul territorio, dà una ricaduta sul territorio intorno ai 120 milioni. Ecco, questo è quello che il territorio sta perdendo, il territorio nazionale. Se poi pensiamo che tutte le fiere in Italia fatturano i 3-4 miliardi, quindi vediamo che c'è una perdita importante per tutto il territorio nazionale in termini di ricaduta di servizi. Se pensiamo agli alberghi, certo, ai ristoranti, a tutti i servizi collegati alle fiere, dagli allestimenti, adesso artigiani, commercianti, insomma c'è tutto un mondo che ruota intorno. Se poi pensiamo anche al mondo dei convegni, io ricordo sempre che un convegnista lascia sul terreno della città circa 350 euro al giorno, la perdita purtroppo è importantissima. Tra l'altro c'è ci sono molti lavoratori ad hoc, no? Li potremmo chiamare lavoratori stagionali, ma sono quelli che ruotano attorno alla fiera in generale. Per loro non credo ci siano ammortizzatori di nessun tipo. No. Assolutamente, c'è anche questo aspetto. Ci sono tante, intorno a una fiera, intorno a un quartiere fieristico, intorno a ruota un numero di imprese veramente importante e di lavoratori. Di lavoratori che ora sono in gravi difficoltà, anche perché non ci sono aiuti da parte del governo. Esatto. E noi non è che possiamo aprire il 18 maggio, il 25 maggio o non so cosa. Probabilmente, se siamo fortunati, in ottobre-novembre, se non ci sono altri problemi. Appunto, anche un po' questo, no? Perché si tratta di eventi... Purtroppo sì. Voi allora dovete attendere evidentemente un nuovo decreto, dei protocolli, cioè ad oggi per quanto riguarda le fiere non è stato disposto nulla, giusto? Assolutamente, ad oggi no. Ci sono dei protocolli di massima che erano stati stilati più di un mese fa, che bisogna riverificare, certo, e soprattutto la valutazione di un aiuto importante al mondo delle fiere. Io faccio presente che le 3 regioni colpite in maniera importante dal coronavirus, ovvero Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto, sono le 3 regioni dove la somma del fatturato delle fiere ivi presenti rappresenta oltre il 60%, 65%, per meglio dire più del 65% del fatturato nazionale del comparto fieristico, e siamo stati colpiti in pieno. Non abbiamo ancora avuto aiuti concreti. Ecco, e questo messaggio lo facciamo arrivare direttamente al governo, perché insomma è davvero un comparto importantissimo per il nostro territorio. Grazie a Nicola Rossi, grazie per essere stato con noi questo pomeriggio, presidente di Confesercenti di Padova. Grazie e buona giornata. Arrivederci, grazie. Allora adesso ci colleghiamo, credo che sia già pronto, con Andrea Penso-Aiello di Treviso Imprese Unite, quindi da Padova ci spostiamo direttamente a Treviso, l'associazione che riunisce molti negozi che abbiamo imparato a conoscere per il famoso gesto della consegna delle chiavi dei negozi quando ancora non si era entrati in fase 2, la consegna delle chiavi al sindaco. Buongiorno Andrea. Buongiorno a voi, grazie. Allora, vi abbiamo sentito per questo weekend per capire come era andato il primo weekend dopo la fine del lockdown. Lei ci aveva confermato che è andata bene, insomma i clienti si sono comportati bene anche come affluenza di bar e ristoranti. Allora le chiedo, voi che avete dovuto in parte assumere degli steward privati per controllare, come commentate la notizia di questi famosi steward civici che potrebbero arrivare dal governo? Allora, diciamo che può essere una soluzione che va un po' a sgravare quello che è il peso che adesso appunto incombe quasi interamente su di noi, perché comunque la disponibilità delle forze dell'ordine è limitata, lo sappiamo, i locali a Treviso sono tanti, le zone da controllare di più,
e quindi potrebbe essere sicuramente un aiuto. Sicuramente però è anche necessaria una dovuta formazione, non possono essere persone mandate allo sbaraglio, perché le situazioni non sono sempre facili da gestire. Sappiamo che abbiamo la protezione civile, ad esempio, gli alpini che sono abituati a gestire queste folle, queste situazioni. Non è detto che un cittadino normale con 5 giorni di formazione forse possa tenere sotto controllo, anche perché parliamo sempre comunque di gente che sta facendo aperitivo, quindi magari non con tutta la lucidità del caso. Bisogna valutare bene la cosa. È da valutare, è da valutare. Non la fa impazzire l'idea. Il sindaco di Vicenza ha dichiarato: se sono spioni gli assistenti civici non ci servono, cioè se servono a fare la spia, no? Vedo una situazione che non è... insomma, perché potrebbero mettere in difficoltà anche voi che a fatica state cercando di gestire una ripartenza. Esatto, diciamo che la cosa principale secondo noi rimane sempre la sensibilizzazione del cliente. Io vedo che dal punto di vista di noi ristoratori, parlo ovviamente per i miei associati ma anche per gli altri ristoratori che fanno capo ad associazioni e comunque amiche nostre, diciamo, stanno cercando in tutti i modi di compiere tutto quello che serve per mettere in sicurezza i locali. Cerchiamo però anche una grandissima collaborazione ed è fondamentale da parte degli avventori, che purtroppo non sempre è così precisa, e non solo da parte dei ragazzini. Molto spesso ci troviamo in difficoltà anche dagli avventori di fascia d'età un po' più alta, da cui ci aspetterebbe un po' di sensibilità in più, visto che comunque magari stanno patendo anche loro tutti quelli che sono diciamo gli strascici di questa pandemia, quindi ci aspetteremo magari un po' più di collaborazione. Pensiamo che arriverà sicuramente, ci renderemo tutti conto, passata l'euforia iniziale, che bisogna convivere con questa situazione ancora per un po', e quindi va del bene di tutti quanti poter lavorare al meglio. Senta, ma al di là del comportamento degli avventori, come sono andati gli incassi questo weekend? Bar e ristoranti, insomma, forse è più facile per i bar, meno per i ristoranti. Com'è andata? Possiamo dirci soddisfatti? Diciamo che la grandissima discriminante la fa la posizione dei locali. I locali in centro storico, soprattutto quelli votati a una fascia di lavoro pomeridiana e serale, hanno trovato quasi una routine normale. Purtroppo per chi sta appena fuori mura o per chi si concentra di più nella fascia del mattino e della pausa pranzo, soffre ancora di tanta gente in smart working e comunque di un passaggio magari non ancora così affollato come poteva essere qualche mese fa. Abbiamo molti locali anche in primissima periferia, parliamo di Viale 4 Novembre o altro, che erano abituati ad avere la coda di macchine fuori alle 8 del mattino e che adesso invece vedono ancora passare veramente pochissima gente e ne soffrono. Quindi stiamo parlando di locali che arrivano a lavorare a un 20-30% rispetto a prima. Diciamo che in centro, io che ho aperto uno dei miei 2 locali in centro venerdì, mi sono reso conto che comunque appunto a parte la fascia del mercato, per il resto la mattina è ancora molto tranquilla. Vediamo che gli uffici non sono ancora tornati a pieno regime e questo ci rende ancora un po' zoppi. Per fortuna, come dicevo prima, dalle 17:30 in poi si riprende un po' la vita normale. Abbiamo da questo punto di vista magari l'aiuto invece dei ragazzi che non devono andare a scuola o cosa, che tornano a riempire i nostri locali, ci permettono di lavorare un po' di più, sempre però cercando di rispettare le regole. Quindi bene in centro, meno bene in primissima periferia. Che cosa potrebbe aiutare secondo lei? Far tornare i parcheggi gratuiti ad esempio? Qualche incentivo? Cosa potrebbe aiutare secondo lei la ripartenza di questi locali? Anche bar, insomma, caffetterie. Diciamo che sicuramente sarà fondamentale un ritorno al lavoro in ufficio per tutto il resto della popolazione. Purtroppo appunto avere ancora molti lavoratori che lavorano da casa non fa transitare gente, soprattutto appunto per chi aveva locali o ristoranti che lavoravano con la pausa pranzo degli uffici, piuttosto che in zone appunto di forte circolazione. Il discorso del parcheggio gratuito può essere un'arma a doppio taglio, a parte che comunque la Treviso ha intenzione di mantenerlo ancora magari in determinati giorni strategici anche per il futuro, però dobbiamo renderci conto che lasciare un parcheggio totalmente gratuito in tutto il centro può fare l'effetto contrario, perché si può andare ad utilizzare poi senza
tener conto di quando si è parcheggiata la macchina, e quindi rischiamo che non ci sia il riciclo necessario per permettere a più avventori poi di usufruire del parcheggio e quindi di scendere a fare una passeggiata e visitare i nostri negozi e le nostre attività. Quindi va valutata bene, può essere sicuramente d'aiuto magari mettere la prima ora gratuita e poi andare a pagamento per le restanti, o trovare qualche agevolazione di questo tipo, va valutata, ma penso che l'amministrazione stia già lavorando in merito perché comunque è abbastanza propensa a un periodo di rilancio forte per la città di Treviso. Senti, l'ultima battuta, le chiedo, i casi di bar e ristoranti che ritoccano i prezzi al rialzo per insomma, chiedere magari uno sforzo in più ai propri clienti alla luce di questi 2 mesi di chiusura. Non so se lei l'ha fatto, se conosce chi l'ha fatto, la notizia è uscita nel Vicentino, nel Trevigiano magari potrà confermarmelo o smentirlo lei. Cosa ne pensa? Pensa che possa essere lecito oppure no? Allora, partendo dal presupposto che a Treviso secondo me i ricavi sono stati molto limitati rispetto ad altre province italiane, io penso, noi l'avevamo valutato personalmente prima, quando ci imponevano ancora più sforzo offrendo noi i guanti o eventualmente le mascherine ai clienti. Nel momento in cui c'è stato qualche taglio da questo punto di vista, abbiamo preferito ammortizzare noi la spesa della sanificazione e quant'altro. Il ricaro ci può stare perché effettivamente noi ci stiamo rendendo conto in questi giorni che anche semplicemente con la sanificazione ad esempio del bagno ogni cliente porta via quasi una persona fissa a quel lavoro là, quindi ovviamente c'è comunque della forza lavoro che necessita in più rispetto al solito. È però anche da tener conto che il periodo è difficile per tutti, quindi il consiglio che posso dare io personalmente è di eventualmente fare magari dei piccoli aumenti, ma giustificarli con una qualità che sia sempre alta. Non cercare piuttosto di lucrare sulla qualità del prodotto e aumentare i prezzi, le cose possono andare di pari passo. Se si aumenta un po' la qualità si può chiedere anche un piccolo sforzo in più al cliente che sarà comunque sempre contento e soddisfatto. Ricordiamoci però una cosa, visto che si parlava molto spesso dell'aumento soprattutto del prezzo del caffè, che il prezzo del caffè, a differenza magari del prezzo della benzina o dei giornali che aumenta bene o male ogni anno o più, il prezzo del caffè è abbastanza fisso e siamo abituati, secondo me, a pagarlo ancora poco rispetto al resto del mondo. Quindi pian piano forse è un processo che dovremmo portare a termine anche noi, quello di uniformarlo, purché appunto però si esalti la qualità della tazzina poi. Quindi non ci vedo poi nulla di male se si arriverà a pagare il caffè a 1,30 €, 1,40 €, 1,50 €, purché ci sia poi qualità in tazzina. Quindi qualità, e prepariamoci a un possibile rialzo dei prezzi. Grazie ad Andrea Penzo Aiello di Treviso. Grazie a voi. Imprese Unite, grazie, arrivederci e buona continuazione. Giusto al tempo per ricordarvi che questa sera a Ring ci sarà il presidente Luca Zaia insieme agli altri ospiti di Ferdinando Avarino, ci sarà il direttore del Gazzettino Roberto Papetti e poi l'assessore allo sviluppo economico Roberto Marcato, per il Partito Democratico l'onorevole Roger De Menec, per il Movimento 5 Stelle Flavio Pinton, il sindaco di Treviso Mario Conte e poi il candidato governatore Area Democratica Arturo Lorenzoni. Grazie per essere stati in nostra compagnia. Adesso le notizie che arrivano dal Veneto, l'edizione straordinaria torna dalle 20 alle 21. Arrivederci.